di 33 dipendenti, 28 erano in nero. Ancora casi di caporalato e sfruttamento di immigrati avviene dal Tivoli in un laboratorio tessile cinese dove su 33 dipendenti 28 erano in nero, facendo risparmiare al titolare 39enne anch'esso di origini cinesi oltre 500.000 euro di contributi non versati negli ultimi 2 anni di attività. Quel signore, con questo laboratorio che non era in regola, ha detto: io pago una multa di 140.000 euro perché voglio mettermi in regola, pagare quello che devo pagare perché d'ora in avanti lavorerò in regola. No, questo non va bene, questo mi dà fastidio. La piaga dello sfruttamento del lavoro, che riguarda molti settori del sistema produttivo nazionale, sembra perfettamente integrato nei sistemi produttivi regolari del territorio italiano. Il committente che dà il lavoro a quella persona, in questo caso un cinese, ma può essere anche un italiano, io non vado a vedere se è italiano, cinese, giapponese o chi è, a quel signore che non rispetta le regole e che non ha i dipendenti in regola, quel committente riceve indietro la merce e la consegna magari a una griffe che non ne sapeva niente, permette a queste persone di poter usufruire di soldi e lavorare prendendo soldi, a parte parecchi, ma di falsificare il mercato del costo del lavoro. Il presidente del sistema moda regionale Confartigianato vuole porre fine al drammatico fenomeno dello sfruttamento lavorativo con un piano di azione da presentare in regione e davanti al Ministero dell'Economia, che prevede la distruzione della merce nel settore del tessile qualora si verifichino situazioni di caporalato all'interno delle aziende. C'è già un documento e una legge per quanto riguarda il caporalato per l'agricoltura in Sicilia. Io vorrei che anche in Italia ci fosse un occhio di riguardo con una legge che permetta la distruzione della merce anche per il sistema moda.